Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Omicidio ieri sera intorno alle 20 in Viale Isonzo, nei pressi del quartiere Rom della città di Catanzaro. La vittima, Nicola Duro, 26 anni, mentre usciva da una ricevitoria, sarebbe stata colpita da almeno 2 colpi d'arma da fuoco all'addome e all'inguine. Trasportato all'ospedale pugliese Ciaccio, è però deceduto a causa del troppo sangue perso per le ferite. Il delitto risulta di difficile lettura, essendo la vittima incensurata. Sull'omicidio indagano gli uomini della squadra mobile. 7.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato entro la fine del 2010, con un impegno di spesa per quasi 150 milioni di euro. È quanto prevede il piano stralcio per l'occupazione varato dalla Giunta regionale e illustrato nel corso di una conferenza stampa dal presidente Giuseppe Scopelliti e dall'assessore al lavoro Francesco Antonio Stilitani. Si tratta di un piano, hanno spiegato Scopelliti e Stilitani, che non solo mira alla tutela del reddito delle famiglie, ma incentiva anche nuova occupazione attraverso azioni integrate. La commissione bicamerale sulle ecomafie ha interrotto le audizioni previste presso la prefettura di Crotone, chiedendo ulteriore documentazione per approfondire alcuni aspetti delle questioni ambientali emerse. Non sono stati sentiti per tale motivo il governatore Scopelliti e l'assessore regionale all'ambiente Francesco Pugliano. Incontrando i giornalisti, il presidente Pecorella ha spiegato che la commissione intende sapere come mai negli ultimi 10 anni sul fronte della bonifica del territorio di Crotone non è stato ancora fatto praticamente niente. 1.886.500 euro. Questa è la somma del maxi risarcimento che l'azienda ospedaliera di Cosenza dovrà versare a Giovanni e Fatima Bonanno, genitori del piccolo Andrea, morto nel 2005 a 7 anni per un'errata ingessatura. La cifra in questione è frutto di un accordo tra l'ASP e la famiglia Bonanno, che in tal modo rinuncerà a costituirsi parte civile nel processo di appello che si terrà a Catanzaro, dopo che in primo grado lo scorso 26 settembre ha condannato 3 medici per l'episodio di mala sanità. È stata presentata stamattina dalla Capitaneria di Porto di Crotone l'operazione Mare Sicuro 2010. Ad illustrare le norme che garantiranno la sicurezza sulle spiagge dal 21 giugno al prossimo 12 settembre, il comandante della Capitaneria Giuseppe Meli insieme a Domenico Morello e a Fabio Serafini. La novità essenziale di quest'anno è la checklist, una sorta di autoverifica che i titolari degli stabilimenti devono compilare per vedere se sono in regola con gli adempimenti. Particolare attenzione anche quest'anno verrà assegnata all'area marina protetta di Caporizzuto. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha ricevuto ieri la visita del comandante regionale Calabria Salvatore Tatta. L'incontro si è svolto presso la caserma di Vibo Marina. Accolto con gli onori di rito, il generale ha incontrato le rappresentanze dei finanzieri dei vari reparti del Vibonese, nonché il personale in congedo della sezione ANFI locale. A tutti ha testimoniato la sua personale vicinanza nell'opera quotidianamente svolta in questo impegnativo e complesso territorio. Si è conclusa ieri a Cosenza con una passerella ricca di star la primavera del cinema italiano. Numerose le persone accorse che hanno accolto con entusiasmo attori del calibro di Stefania Sandrelli, Elio Germano, Isabella Aragonese, Filippo Timi, Isabella Ferrari e Sergio Rubini, miglior regista. È stato il film di Ferzan Özpetek, Mine Vaganti, a vincere il premio Federico II dell'edizione 2010 del festival. Il pubblico ha decretato miglior film l'opera che vede protagonisti tra gli altri interpreti l'attore che ha ritirato il premio, Alessandro Preziosi. Si è svolta a Melicucco con il patrocinio del comune la prima mostra canina del territorio, nata dall'idea di 2 concittadini, Pino Seminara e Salvatore Nasso. L'esposizione, che ha visto partecipare cani di diverse razze, vuole essere anche un messaggio di vicinanza al migliore amico dell'uomo, proprio nel periodo dell'anno in cui, per le vacanze estive, aumentano gli abbandoni. Tanti anche i giovani e i bambini che hanno partecipato all'iniziativa, a cui era presente anche il sindaco del paese e il responsabile SAS Regina Pastori Tedeschi.